Eccoci qua, eccoci qua. Allora apriamo ufficialmente la terza e ultima parte. L'abbiamo voluta dividere in tre parti questa prima puntata. Tre parti uguali. Tre parti uguali. La prima parte abbiamo avuto i nostri ospiti per parlare di sostenibilità, poi abbiamo parlato di riuso e adesso parleremo di sport, perché ospite ci sarà un'associazione sportiva dilettantistica e professionisti, quindi parleremo di sport a alti livelli, uno sport nobile. Sì, dottore, me l'ha fatto scoprire lei, se posso dire. Sì, uno sport nobile, uno sport molto affascinante. Avremo due interpreti di questo sport, ma prima, come sempre, Mao, direi di fare un brano musicale proprio per introdurre, è vero, i nostri ospiti, per introdurre questa terza tranche. Ecco. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino qualcuno. Stasera arriva qualcuno, sorriso ingenuo e profumo, i giradischi, le luci rosse, poi champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Vicino qualcuno, stasera arriva qualcuno, sorrido intanto che fumo. Ma come mai tu qui stasera ti sbagli, sai, non vorrei, non aspettavo, ti giuro, nessuno, strana atmosfera, ma cosa dici, mia cara? Non sono prove, no, no, no. Un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti, no. Oh, allora grazie, piccolo brano per introdurre due atleti, nostri ospiti direttamente dall'ABT, l'All Boxing Team. Accogliamo con un applauso Giusy Di Stefano e Arianna De Laurenti, eccole qua. Ciao ragazze, accomodate, ben giunte. Ciao a tutti. Ben arrivate. Ciao. Nel nostro salottino. Ecco, dicevamo, ultima tranche dove parleremo di sport e nello specifico parleremo di box o pugilato, la nobile arte, e abbiamo due interpreti femminili. Parliamo della box femminile, che in questi ultimi anni ha avuto veramente una grandissima, sia a livello tecnico sia a livello agonistico e anche di partecipazione di pubblico, ha avuto un'impennata. E questo grazie a queste atlete, perché hanno portato la box femminile a un livello molto alto. Io farei un applauso, perché stiamo parlando di due atlete professionisti, cioè della categoria professionisti, quindi professioniste. Giusy ha esordito a novembre. Sì, 30 novembre. 30 novembre, dopo tantissimi match da dilettante. Quanti match hai fatto da dilettante? 39. 39, che sono un'infinità, perché per preparare un match, ragazzi, ci va innanzitutto tanto allenamento, prima eri lì che mangiavi l'insalata, mentre un menù a parte si è dovuto portare apposta, perché se l'è portata, è vero, da casa la sportina da casa. La sportiva si è portata
aveva un tupper con dentro dell'insalata, quindi grossi sacrifici. Adesso lei non stia lì a dire tutto, bene, anche ma un po' per- territorio. Poi vi dico anche il grammi merluzzo, no? No, questo no, però per dire quanti sforzi ci vanno Certo. per fare l'atleta, perché il pugilato è uno sport molto duro. Quindi tu hai esordito il 30 novembre vincendo, perché tra l'altro è un match che io ho visto contro un'atleta serba. Sì. Molto impegnativo, era un'atleta tosta. No, ma c'ero anch'io, me lo c'era ricordo. anche lei, grande esperienza, poi arrivava anche dagli sport da combattimento, quindi arrivava anche dalla kick e tu sei riuscita a vincere. E poi abbiamo Arianna che invece dopo quanti match, ciao, dopo quanti match da dilettante, Arianna? 90. Ne ho fatti. Sono un'infinità, e voi le vedete qua ma menano queste, E ragazzi. ho no, ancora il mio infatti. naso, c'è da dire. Eh? Ho ancora il mio naso, se Sì, vogliamo dirlo. vuol dire che è una bella difesa. Pensa Sì, che io ero un è brocco, vero, non è ce l'ho più, quindi figurati. Quindi dopo 90 match 90 da match. dilettante chiuderai. Chiuderò questo sabato 22 a Borgaro che abbiamo l'incontro, la mia Sì, carriera perché noi da siamo venuti qua a dilettante. promuovere il pugilato dilettantistico, ma anche la box professionistica. Quindi chiuderai la carriera, sarà il tuo addio alla box dilettantistica Esatto. con l'ultimo match. L'ultimo match e poi a marzo invece inizierò anchio la carriera da professionista. Da professionista, quindi Ma ci picchia, ci picchia. sono poi tra l'altro c'è anche un bravo professionista tartaro, un pugile che è venuto a trovarci, che fa parte anche della scuderia del boxing team. E quindi siamo venuti qua a promuovere una serata perché è uno sport che va visto, perché guardarlo alla televisione ha un impatto, come molte cose, come la musica, come tanti altri sport, poi visto dal vivo ne ha tutto un altro. Voi che siete sul ring non ve ne accorgete, ma chi vi vede nei palazzetti è veramente un'altra cosa, veramente ha un altro impatto. E quindi volevamo promuovere questo match, vi invitiamo tutti sabato 22 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Borgaro, dove ci saranno appunto i vostri match, e poi ci saranno anche dei sottoclub, degli altri match per vedere tutta la box. Poi tra l'altro ci sono pugili elite, quindi già senza caschetto, che è la massima espressione del pugilato dilettantistico. Dottore, io così volevo spezzare, Sì. perché è vero che il pugilato come dire, ha avuto un'impennata, però come dire, magari uno non immagina che sia uno degli sport adesso di quelli più acclamati, però credo che, se non sbaglio, nel nostro caso qui abbiamo due atlete che hanno uno sponsor. Sbaglio, c'è qualcuno di voi che c'ha uno sponsor, Ah, c'è sì, qualcuno è che vero. vuole bene lassù. Sì. È vero, ne vogliamo Io parlare? Che non è- ho uno sponsor che mi accompagnerà poi per tutto l'anno. In realtà adesso in programma abbiamo questo match qui e poi ne abbiamo altri 2 o 3 se riusciamo, ed è Alberto Franco, Ascensori. Infatti ringrazio salutiamo. moltissimi. Uno sponsor vero, non come quelli che c'è lei, Sì, è dottore. vero, Questo è uno quelli sponsor parloni, vero. questo è vero, Questo è uno sponsor perché diciamo la vero. verità, non è semplice organizzare per preparare una no, manifestazione pugilistica, pagare le borse Sì. a dei pugili, quindi dietro ci va tanta dedizione, ci va Io li ringrazio moltissimo. e ci va uno sponsor che Certo, dia che ti a questi permetta di- atlete l'opportunità. Di prepararsi. Contro chi combatterai il 22? È sempre una ragazza serba. Penso abbia, perché Dino non è stato molto preciso su questo, Sì, però Dino è l'allenatore il mio che allenatore. conosciamo, Che Dino Orso, salutiamo, che grande salutiamo. maestro di box. Ha 7 match più o meno questa ragazza, quindi ha un po' più di esperienza di me. E sulle 4 riprese questa volta, in realtà la scorsa volta ne abbiamo fatte 6, questa volta sono 4. Sono 4 riprese, quindi si passa dalle 3 riprese da 3 minuti dei dilettanti, poi il salto è anche fare il doppio delle riprese, 6 riprese da 3 minuti, e stare 3 minuti sul ring ci va tantissimo, veramente tantissima energia, ci va tantissimo fiato, concentrazione, coraggio e quant'altro per poterlo stare, quindi per poterci stare. Quindi tu combatterai contro una atleta croata, invece Arianna Io combatto contro un atleta del Piemonte, dovrebbe essere
Beatrice Vecchiato, sempre del circuito Sì, piemontese. che conosci già? Ho visto poco, però Cioè sì, non hai mai combattuto? no, non ci ho mai insieme? combattuto, Ah, quindi ok. sarà la prima volta. Quindi sarà una pugile esperta, sarà un pugile esperto anche Sì, la Vecchiato, sicuramente, perché Arianna, ripeto, dopo 90 match non è semplice anche trovare Qualcuno dei che- concorrenti, cioè degli atleti. Questo è l'altro grosso problema della box. Quante volte vi allenate a settimana? Dipende dai periodi, ma volendo dalle 6 alle 7 volte, perché ogni tanto c'è anche il periodo in cui la domenica... Cioè tutti i giorni, Tutti i praticamente. giorni. Tutti i giorni, non è che- Sì, non è come andare a fare fitness, cioè nel senso che puoi spalmare le tue apparizioni, cioè per ottenere dei risultati, quindi ci va tanto, Si deve essere costante, tanto lavoro, comunque, tanto l'impegno. sacrificio. È tutta passione o, come dire, c'è la possibilità di vedere in questo anche un lavoro futuro? Passione prima di tutto, perché anche come lavoro futuro non è questa borsa piena di soldi, quindi... Sì, perché il pugilato in Italia comunque Esatto, anche a non è livello ancora- professionistico non è semplice, non sempre ti dà proprio da vivere, anzi hai bisogno Quasi- di quasi sponsor, mai, esatto. quasi mai, e di fare sempre un'occupazione, quindi il Sì, più è delle proprio- volte il pugile lavora e poi la sera va a allenarsi in come palestra. se fosse un doppio lavoro. Come se fosse un insomma. doppio lavoro, che però ti Sì, impegna altrettanto però- come, esatto. come il primo lavoro. Invece per te Giusy tutta passione o ci vedi la possibilità di far diventare poi questo, che ne so, No, una è futura... passione, tanta passione e tanta fatica, anche se posso dirlo. Tanta fatica. Ecco, dietro quell'apparecchio poi ci sarà, vi vedranno tantissime persone, quindi a queste persone diciamo di andare a vedere gli incontri di pugilato. veniteci proprio a vedere. Esatto, facciamo uno spot proprio per sostenere la box a tutti i livelli, da quella dilettantistica a quella professionistica. Mao. Ah, aspetta, ecco, è tornato il micro. No, dicevo, quindi l'appuntamento è per sabato 22 di febbraio A Borgaro. a Borgaro, al palazzetto di Palazzetto Borgaro. dello Sport di Borgaro. Non potete sbagliarvi, ci troverete tutti quanti lì, diciamo, chiaramente in Esatto, situazione io e lei saremo non tutti saremo lì, chi i a vedere, pantaloncini chi di sicuro. a lavorare per questi match, a salutare la carriera dilettantistica di Arianna e augurargli una lunga percorrenza nel professionismo e a tifare per Giusy per il suo secondo match. Grazie. E quindi un in bocca al lupo. Io farei un grande applauso Viva il lupo. a queste due atlete. Grazie. Giusy mi ha detto sono molto timida, forse è vero, diciamo che il palco non è proprio il tuo habitat naturale, invece il ring lo è, te lo posso assicurare perché io è di entrambe, perché ho visto le loro performance, quindi sono due vere fighter, due veramente vere combattenti, quindi grazie, facciamo... Grazie a voi. Grazie Ciao. ancora. Vogliamo Marianna e aggiungere Giusy. qualcosa? C'è qualcosa che volevate aggiungere o va bene così? Va bene così, Sì, basta sì, così. grazie. Ciao, grazie allora, un applauso a Giusy Di Stefano e Arianna De Laurenti, All Boxing Team, ospiti di Edicolando. Ma siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento, Sì, dottor. sembra andato tutto bene. Siamo arrivati alla fine, non ci resta Il pubblico è... che... Il pubblico è triste perché ce ne andiamo, ma però vogliamo stiamo- ricordare che dopo di noi ci sarà una jam session. Esatto, una jam session, quindi praticamente qua chi vuole può venire a suonare, si comincerà diciamo, a fare musica, ma noi non possiamo andarcene via senza chiaramente ringraziare tutti i nostri ospiti che sono certo. intervenuti questa sera, ringraziare Elite, ringraziare anche alla parte tecnica Costantino Meloni che ci ha seguito e Danilo Samad a Bruxelles, Grazie. ai quali tributerei un applauso generale, vi prego, Facciamo un fateci applauso perché che non ci avete senza presentato i bene. nostri tecnici e senza il locale che ci ospita sarebbe stato un problema fare questo appuntamento e noi vi lasciamo sulle note di questo brano. Well, I guess it would be nice
If I could touch your body, I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the game you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. And when that love comes down without devotion, well, I need a stronger, baby, but I'm showing you the door. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. Faith, faith, faith. Baby, I know you ask every day. Can't tell but think of yesterday and another down. Maybe you mean every word you say. Can't help but think of yesterday and another time down to love a boy real before this river becomes an ocean. Before you throw my heart back off the floor. Oh, baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I'm showing you the door. Vito Micolis. Mao. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. Faith, faith, faith. Ciao Mao, diamo il prossimo appuntamento con Edicolando. Tra 2 settimane torneremo. Tra 2 settimane, non mancate, facciamo crescere questo appuntamento. Grazie a tutti, ciao a tutti, ciao 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 ciao.